Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione di questo sabato 5 aprile, insieme fino alle 13:30 come ogni giorno per farvi compagnia, ma soprattutto per informarvi sulle notizie del nostro territorio da tutto il Veneto. Prima però uno sguardo veloce ai siti, siamo sul Corriere della Sera, è in corso sulle rive del lago di Como il Forum Ambrosetti, il forum annuale che si tiene proprio nella provincia di Como, a Cernobbio precisamente, dove sta intervenendo un forum sull'economia e la finanza. Si discute con professori, ministri ed esperti del settore dell'economia e della finanza sul futuro dell'economia soprattutto in Italia, ma ovviamente lo sguardo è rivolto anche oltre i nostri confini. Il ministro Giorgetti, lo vedete proprio dall'apertura del Corriere, dazi come il Covid, aiuti alle imprese, valutare stop a patto di stabilità dell'Unione Europea. Lo sapete, Piazza Affari Milano la borsa è crollata, borse che hanno raggiunto i minimi toccati con l'11 settembre e quindi avremo modo di tornare anche sui dazi e come questo sta cambiando anche l'indirizzo economico della nostra regione e anche della nostra provincia, la Marca, più tardi con degli approfondimenti dei servizi svolti dai nostri colleghi delle altre redazioni. E dunque però proprio di economia ci possiamo parlare, perché siamo con Christian Arboit, siamo a Trevignano per una storia particolare, un appello di un giovane pastore a cui è stato intimato di chiudere sostanzialmente la sua stalla, una storia che però vi racconta proprio in diretta il nostro Christian Arboit. Eccoci qui, buongiorno Christian. Buongiorno Edi, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che vi mostra il nodo di contendere. Queste capre sono circa una cinquantina, siamo all'interno di una stalla di Trevignano in via Madonnette e con noi c'è il giovane allevatore che si occupa di queste capre. Vieni pure, grazie, Denis De Bortoli che ha soltanto 17 anni e ha iniziato ad allevare capre 3 anni fa circa, 14 anni, mosso da una grande passione, così Denis? Sì, è così, io sono stato mosso da una grande passione per questi animali e pian piano siamo riusciti ad arrivare a questa cifra e ora stiamo per chiudere. Ecco, perché questo è il punto. Ti è stato intimato alcuni giorni fa dal Comune con i servizi veterinari dell'ULSS 2 di chiudere la stalla. Per quale motivo? C'è un problema, da quello che si è capito, di accatastamento della stalla? Sì, è tutto per un problema di accatastamento di questo locale. E gli animali sono in perfetta salute, il posto è sempre lo stesso, però per una questione burocratica stiamo per chiudere. Ecco, perché qui parliamo di burocrazia, poi sentiremo tutti i soggetti di questa vicenda, però resta il fatto che ti hanno intimato di chiudere entro 10 giorni e di disfarti di fatto di questi animali. 2 sono le ipotesi: o si vendono questi animali o vanno al macello. Sì, purtroppo non è facile venderli questi animali. Perché essendo abbastanza un gran numero purtroppo dovranno andare al macello. Ecco, tu tra l'altro tieni questi animali soprattutto per il latte. Sì, questi animali sono per il latte, sono stati comprati per il latte. Siamo arrivati al momento che dobbiamo iniziare a vendere il latte e non riusciamo perché dobbiamo... Quindi c'è già un danno economico. Ecco, Denis, se mi puoi un po' mostrare questa stalla. Questa stalla, Edi, nel tempo, nei decenni, è stata utilizzata proprio come stalla, è una stalla storica. Maiali, tuo nonno allevava maiali, poi vacche, cavalli, insomma è storicamente una stalla e diciamo ha attraversato indenne i decenni. Sì, è sempre stata stalla, ha passato tutti questi anni stalla, però per un piccolo problema, un errore, dal niente siamo obbligati a chiudere. Ecco, tu
ti senti di lanciare un appello alla politica, al comune, all'ULSS, alla politica in generale, perché sei un giovane, hai 17 anni, insomma però così ti tagliano le gambe. Sì, mi tagliano le gambe e chiedo cortesemente al sindaco Franco Bonnesso di non farmi chiudere, anzi di aiutarci ad andare avanti come che dovrebbe essere. Ecco, anche perché questo ragazzo, Edi, la mattina a che ora ti svegli? Alle meno quarto alle 5 tutte le mattine. Perché tu hai anche un altro lavoro. Quale? Sì, faccio il pastore, lavoro con le pecore, alla mattina dobbiamo iniziare presto, la sera finiamo tardi, non abbiamo orari. È un gregge vagante, adesso è qui in zona, poi verso l'estate andrà in Val Visdende, quindi in Comelico. Sì, andrà in Comelico e sì, quest'estate dovevo rimanere a casa, andare avanti con le capre, però purtroppo non riusciremo. Quindi è una vita di sacrifici che hai voluto, è una tua passione, però insomma ti stai già chiedendo se ne valeva la pena, immagino. Sì, ci siamo chiesti più e più volte, ne vale la pena, però alla mattina quando ti svegli, vedi i tuoi animali, capisci che qualsiasi sacrificio ne vale la pena. Perché c'è anche un legame affettivo, cioè loro ti chiedono adesso di dare via queste capre, però chiaramente c'è anche un legame affettivo. Certo, c'è un grande legame affettivo tra questi animali, infatti come vedi loro sono sempre qui, anzi ci tengono anche loro a noi. Ecco, ci mostri il nuovo arrivato, so che devono... Ecco. Abbiamo un nuovo arrivato appena nato questi giorni. È un capretto sempre di camosciata, 3 giorni. Ecco, quindi insomma adesso lo vorresti tenere, insomma l'idea di privartene o comunque di allontanarti, immagino che ti faccia male. Sì, fa molto male, anche perché essendo una femmina dovrebbe essere il figlio di una capra tanto produttiva, ne vale la pena tenerla, però è difficile allontanarsi da questi animali, soprattutto arrivati a un certo punto. Dennis, grazie davvero. Qui c'è anche il papà Franco, orgoglioso del figlio. Franco, sì. So che non vuole parlare, ma solo una battuta. Insomma, lei ha sempre sostenuto la passione di suo figlio, ha comprato le prime capre, adesso c'è questa attività importante. Immagino che anche lei si senta di lanciare un appello alla politica. Sono orgoglioso di quello che ha fatto invece, ma siccome che abbiamo una burocrazia qua in Italia, o Trevignano, dove che è così. Insomma, voi adesso chiedete di continuare la vostra attività. Mi dispiace tanto, perché ha speso soldi per comprare. Sul più bello che doveva cominciare a prendere qualcosa, gli hanno tagliato le gambe il figlio. Soldi e sacrifici. Sì. Grazie davvero Franco, grazie Dennis, chiaramente vi terremo aggiornati sull'evolversi di questa vicenda, quindi da via Madonnette a Trevignano e da Trevignano ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie Cristian, grazie per averci raccontato questa storia, grazie anche a Simone Merlo ovviamente per la parte tecnica e ai tuoi ospiti per, come hai detto tu, capiremo anche gli sviluppi di questa vicenda e sentiremo le parti coinvolte durante il corso della giornata. Subito a Venezia invece, dove c'è per noi già collegato il nostro Filippo Fois, una manifestazione proprio davanti alla stazione per la sanità pubblica. Filippo, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Allora, la manifestazione si è conclusa pochi istanti fa. È stata una manifestazione itinerante che ha attraversato alcune fondamenta qui nell'area di Santa Croce e Cannareggio. Accanto a me c'è la segretaria generale della CGIL del Veneto, Tiziana Basso. Basso, voi avete fatto diverse manifestazioni a difesa della sanità pubblica in Veneto. C'è stata una risposta? La Regione come si è dimostrata sensibile? No, purtroppo no, abbiamo anche carenza di informazioni in questo periodo, mancano anche i tavoli, ma soprattutto non vediamo un cambiamento, continuiamo a vedere i lavoratori che sono sotto pressione, abbiamo una fuga vera e propria dall'ambito pubblico, abbiamo una carenza di personale ormai cronica e chiediamo appunto investimenti per aumentare il personale appunto di tutti i
settori. Chiaramente oggi ci siamo concentrati sul tema della salute mentale perché è una vera e propria emergenza anche nella nostra regione. Da lei anche, tra l'altro, voi avete promosso dei referendum che si voteranno l'8 e il 9 giugno, c'è anche qualche cosa che riguarda la sanità? Ma noi abbiamo guardato, siccome il tema della salute è un tema globale, c'è anche il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e noi puntiamo appunto che anche con questi 5 sì cambi fondamentalmente la situazione per i lavoratori che operano soprattutto negli appalti. Il tema della salute e sicurezza è il tema dell'integrità dei corpi delle persone che vanno a lavorare e che devono tornare sane e salve a casa. Allora, noi abbiamo anche Salvatore Liard, che è del Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica, che è tra gli organizzatori di questa manifestazione. Liard, come è andato? Oggi lei ha dato i numeri, dobbiamo dirlo, anche alla Digos sulla partecipazione. Sì, siamo contenti perché c'è stata un'ampia partecipazione. Abbiamo contato uno per uno 2.952 persone. Però al di là del numero, della quantità, io credo che la qualità politica di questa manifestazione abbia evidenziato che in Veneto urge un progetto di lungo raggio. Abbiamo bisogno di una programmazione che non c'è. Nemmeno il piano sociosanitario regionale, scaduto il 31 dicembre del 2023, porta la possibilità di poter dare a queste persone con disagio mentale. Stanno aumentando e purtroppo questa regione agisce giorno per giorno. Non è il momento di queste metodiche, ma una metodica generale. Grazie a Salvatore Liard. Naturalmente poi avremo tutti gli approfondimenti. C'è da dire che anche quella di Venezia è stata una manifestazione molto partecipata, come abbiamo sentito, lo vedremo poi nelle prossime edizioni, che significa che il problema c'è ed è sentito in Veneto. È sentito molto perché le persone vivono sulla propria pelle le liste d'attesa, le situazioni di difficoltà nell'accesso alla cura, la non presa in carico delle persone, soprattutto su questo tema della salute mentale, in cui appunto soprattutto il disagio giovanile sta crescendo, ma abbiamo anche un grandissimo tema con gli anziani, quindi c'è una grande necessità di cambiare le politiche di questa regione rispetto a questo tema. Grazie a Tiziana Basso, e per ora da Venezia è tutto. Edi, ti restituisco la linea. Grazie Filippo, grazie ai tuoi ospiti. Dalla piazza di Venezia alla piazza di Padova, lunedì in prefettura, in città, infatti la decisione sulla proroga della zona rossa in stazione. Oggi presidio a favore del rinnovo in comune. Il comune invece pensa a soluzioni alternative. Per noi il nostro Federico Fusetti. A Padova si riaccende il dibattito sulla zona rossa, siamo in stazione, perché? Perché domani sarebbe la scadenza naturale, quindi 2 mesi stabiliti all'inizio. Lunedì Comitato per l'Ordine Pubblico, il prefetto deciderà se rinnovare o meno la zona rossa, altre città in Italia stanno decidendo, la maggior parte va verso il rinnovo. A Padova, dicevo, si riaccende il dibattito perché insomma c'è chi vuole la proroga e chi no. L'UGL è in piazza qui, siamo proprio in stazione e mi pare di capire, Fabio Beltempo è il segretario provinciale dell'UGL di Padova, che voi alla zona rossa credete? Noi siamo fautori e artefici di questa richiesta, perché noi come UGL ancora 2 anni fa abbiamo fatto dei presidi qui nel piazzale della stazione con la UGL Giovani nello specifico, perché era un problema che proprio i giovani avevano a cuore e ci hanno sensibilizzato su questo. La stazione di Padova è la porta d'ingresso di questa città ed è giusto che non vi sia il degrado, è giusto che sia sicura, è giusto che i nostri ragazzi che vanno all'università abbiano la possibilità di transitarvi in maniera civile, ed è per questo che noi per primi abbiamo iniziato questa chiamiamola piccola manifestazione per sensibilizzare chi di dovere, per creare una zona dove il degrado e la sicurezza fossero garantiti. Come vi sembra sia andata in questi 2 mesi? Questi 2 mesi devo dire che secondo me i risultati si vedono assolutamente, cioè la zona rossa ha funzionato e sta funzionando. Siamo anche convinti che la zona rossa non possa perdurare e persistere all'infinito. Però intanto una proroga, diciamo, sarebbe utile. Una proroga è utile
utile perché secondo noi 60 giorni sono troppo pochi per cercare di debellare e risolvere una problematica che esiste da anni in questa città, e purtroppo esiste anche in quasi tutte le stazioni del Veneto, oserei dire. Proprio le zone delle stazioni sono quasi diventate delle zone franche dove la gente o delinque o spaccia o c'è un degrado generale. Ultima cosa, il Comune invece sembra che vada più verso una richiesta di altre iniziative sociali per rivitalizzare la zona, insomma, e non la proroga della zona rossa. È una strada anche quella secondo voi? Noi siamo convinti che sia una strada e deve essere assolutamente percorsa, però il Comune queste cose le deve fare, non le deve solamente proclamare. Grazie a Fabio Bontempo, segretario provinciale dell'UGL di Padova, e vedremo quello che accadrà lunedì. Grazie Federico per questo contributo, insomma piazze vivaci nel nostro territorio, e torniamo invece nel Trevigiano per la lotta allo spaccio di droga a Conegliano. Dopo il blitz di inizio settimana dei carabinieri in via Manin, nuova operazione questa volta della polizia, sospesa la licenza a una sala scommesse diventata luogo di smercio per cocaina ed eroina. Molto strani, molto ambigui, anche credo che più di una volta siano arrivate le forze dell'ordine per dare un'occhiata a quello che stava succedendo qui dentro. Stupiti? No, assolutamente. Soddisfatti? Sicuramente sì. Che fosse diventato un luogo mal frequentato se ne erano accorti in tanti a Conegliano. Ora i sospetti sono diventati certezza dopo che la questura ha sospeso per una settimana la licenza al centro scommesse di Piazza 4 Novembre, diventato market dello spaccio per cocaina ed eroina. A smerciarle in particolare due stranieri di 32 e 37 anni che qui facevano base fissa, come illustrato anche nel provvedimento del questore Alessandra Simone. Ignaro di tutto risulterebbe il titolare dell'attività. Sicuramente molti extracomunitari, di tutti i tipi, di tutte le sorti. Anche qualche italiano, ovviamente. L'operazione condotta dal commissariato affiancato dal nucleo di polizia amministrativa è andata in porto a 72 ore dal blitz dei carabinieri che ha consentito lo smantellamento di una centrale di spaccio in via Manin, sempre a Conegliano. Due operazioni molto importanti per noi, ci danno soddisfazione perché il controllo del territorio si dimostra capillare. Tra l'altro questa chiusura è una chiusura che non va contro il proprietario ma va contro ciò che succedeva in questo locale, uno spaccio che ormai era abbastanza noto. Il problema è come sempre ricostruire con le indagini per cercare di arrivare a colpire non solamente l'ultimo tassello ma cercare di bloccare lo spaccio. Gina Poles è titolare da quasi 30 anni di un'osteria proprio in Piazza 4 Novembre. Qui dice la situazione è tutto sommato tranquilla, l'installazione di diverse telecamere ha avuto un effetto deterrente, il tema sicurezza piuttosto riguarda l'intera città. La sicurezza purtroppo, cioè le carceri sono pieni, perciò vengono presi, messi fuori, cioè non c'è sicurezza. Secondo me per i giovani di sera e di notte non è un bel... mi faccio accompagnare in macchina quando esco fuori di sera tardi. Poi ripeto, per quanto fanno i miei ragazzi, polizia, carabinieri, anche il nostro sindaco, cioè è una cosa secondo me non è controllabile, no. Quella droga non è mia, ho fatto un piacere ad alcuni conoscenti e parte dei soldi ritrovati sono di mia proprietà. Così si è difesa ieri la 33enne di origine ghanese finita in manette martedì nell'operazione antidroga a Conegliano in via Manin. Nel suo appartamento erano stati ritrovate 180 dosi di cocaina, 190 di eroina, 34 di marijuana e 5 di hashish, oltre a materiale di confezionamento, bilancini di precisione e circa 47.500 euro in contanti, assistita dal suo difensore, l'avvocato Veroi, che dice: ho fatto uno sbaglio, ha detto rispondendo alle domande del giudice. Alcuni conoscenti mi hanno chiesto di tenere la droga e l'uso dell'appartamento, ma io non sono una spacciatrice né ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso vale per il denaro, di cui circa 30.000 euro sono miei e sono derivati dalla mia attività come badante. Il legale ha richiesto un alleggerimento della misura cautelare anche per consentire a Boateng di continuare a lavorare. Il pubblico ministero Anna Ortica ha invece chiesto che venga confermata la sua permanenza nel penitenziario di Venezia. Il GIP si è messo in riserva di decidere.
Siamo nel Vicentino adesso, i rischi derivanti proprio dallo spaccio al consumo di droga incombono sempre più sui cittadini. L'ultimo grave episodio ha visto protagonista un gruppo di scolari che hanno scoperto una siringa abbandonata in centro città. Un bambino di 9 anni è stato punto, la rabbia dei genitori. Il degrado della droga in pieno centro storico. L'incubo che molti genitori temevano per i propri figli dopo le tante segnalazioni che anche noi avevamo raccolto nelle scorse settimane si è materializzato in piazza San Lorenzo. Un bimbo di 9 anni, mentre giocava con i suoi amici a metà pomeriggio, si è punto con l'ago di una siringa abbandonata. Poi ci siamo messi a giocare appena finito il gelato, io mi sono allontanato un minuto, lì dietro alla chiesa, in mezzo ai buchi medievali, ho trovato questa spilla, ho visto questa puntina, diciamo, della siringa, l'ho tenuta in mano e poi mi sono punto sulla mano sinistra. Poi la mia amica ha trovato il laccio emostatico e l'ha fatto toccare agli altri amici. Poi siamo andati dalla polizia municipale che ci ha detto di andare tutti diretti all'ospedale per i controlli. Controlli di cui si attende l'esito, ma che dovranno essere ripetuti nei prossimi mesi sia per il ragazzino che per 2 suoi amici. La siringa, che sarebbe stata preziosa per le indagini, è sparita perché subito raccolta e gettata nell'immondizia da alcuni passanti. L'angoscia e la rabbia dei genitori che non intendono assistere più inermi a episodi pericolosi come questo. Un momento di angoscia, ancora tuttora lo è, perché ancora non ho i risultati dall'ospedale, non so, sicuramente andrà tutto bene, lo spero, però questa situazione non doveva accadere. Noi oggi stiamo qui e ci stiamo muovendo con anche tutte le altre scuole per raccogliere le firme e per protestare. Questo è un episodio, è il terzo episodio che capita in poco tempo, è capitato a mio figlio, poteva capitare a qualsiasi altro bambino. Questo è il salotto di Vicenza, non possiamo permettere di abbandonare questi spazi agli sbandati. Questi sono spazi nostri e dobbiamo difenderli, quindi valuteremo un'interlocuzione con l'amministrazione comunale perché dobbiamo riprenderci i nostri spazi. Molti dei nostri associati stamattina hanno fatto e avanzato delle richieste da fare all'amministrazione e chiedono appunto di rafforzare la pulizia e il controllo delle aree pubbliche, incrementare le iniziative soprattutto di prevenzione anche nelle scuole. Così dunque da Vicenza rimaniamo in città perché la polizia locale ha individuato e sanzionato 2 persone che hanno sofferto di tossicodipendenza. È stato individuato e sanzionato con 100 euro dalla polizia locale di Vicenza l'uomo noto sul territorio che ha abbandonato nell'intercapedine di una nicchia della chiesa di San Lorenzo la siringa con cui si è punto il bimbo di 9 anni. Non è stato invece trovato l'ago con cui il bambino si è punto. È stato individuato attraverso il video di videosorveglianza delle telecamere comunali che sono poste proprio in piazza San Lorenzo. E una volta anche qui individuato il soggetto è stato poi è stato cercato, è stato fermato e gli è stato sanzionato, è stata contestata 2 violazioni, una delle leggi dello Stato, ossia il testo unico della legge sugli stupefacenti, l'abbandono di siringhe, e l'altro gli atti preparatori perché appunto ha abbandonato la siringa dopo aver preparato la sostanza da consumare. Individuato e sanzionato con 100 euro anche il tossicodipendente che lunedì era stato filmato da una mamma mentre si iniettava droga lungo l'argine tra Viale Giuriolo e via Nazario Sauro, a pochi metri dalla scuola materna Fogazzaro, dove solo un mese fa i bambini avevano raccolto una siringa nel parco giochi della scuola consegnandola alle maestre. È stato individuato tramite il video che è stato pubblicato da una delle mamme degli alunni del Fogazzaro. Una volta visionato il video è stato subito individuato e identificato il soggetto, che è stato poi cercato e è stato sanzionato per la violazione del regolamento di polizia urbana, ossia gli atti preparatori per il consumo di sostanze stupefacenti. Fatti che però si traducono in 2 sanzioni amministrative. Questi gli strumenti a disposizione, di qui l'appello del sindaco Possamai allo Stato che intervenga con un'azione forte per allontanare le persone dal consumo di sostanze attraverso l'investimento di risorse da destinare al personale necessario ad operare su unità di strada e comunità di recupero. Torniamo nel Trevigiano per una raffica di controlli della polizia locale di Castelfranco Veneto nel pomeriggio di mercoledì, battuti a tappeto il centro storico, Treville e la zona del Foro Boario.
Nei giorni scorsi era riuscito a scappare durante un inseguimento con la polizia locale che l'aveva fermato in pieno centro a Castelfranco. L'uomo, pregiudicato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, è stato intercettato mercoledì dai vigili che l'hanno bloccato. Quello del 2 aprile è stato un pomeriggio di controlli a tappeto da parte della polizia locale di Castelfranco, con i vigili in azione in centro storico ma anche nella zona del Foro Boario e di Traville. Controllata un'ottantina di veicoli, 5 le patenti ritirate, una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza ed una fermata per guida senza casco. Le sanzioni più gravi hanno riguardato l'utilizzo del telefono cellulare alla guida, con conseguente ritiro immediato della patente ai fini della sospensione. Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo codice della strada, continua ad essere diffuso. I controlli della polizia locale hanno interessato anche il Foro Boario, dove in passato c'erano stati dei furti con rottura dei finestrini delle auto in sosta, e a Traville, dove i residenti lamentano eccessi di velocità lungo il rettilineo che fiancheggia la pista ciclabile del quartiere. E andiamo adesso sul Corriere del Veneto, vediamo in apertura della pagina web del Corriere, insomma rimaniamo a Castelfranco per questi corrieri Amazon che sfrecciano troppo veloci. La provincia di Treviso li manda a corsi di sicurezza stradale perché i residenti hanno lamentato manovre azzardate per la consegna dei pacchi e il sindaco ha incontrato i vertici del colosso dell'e-commerce chiedendo lo stop alla guida imprudente. Quindi seguiremo anche questa vicenda, vedremo come andrà a finire, se effettivamente, lo sappiamo, tempi sempre ristretti e corse per arrivare e stare nei limiti di tempo previsti riusciranno poi anche a sostenere questi corsi di sicurezza. E quindi sentiremo magari anche il sindaco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. Continuiamo a rimanere nel territorio trevigiano per il tentato omicidio di Chiarano. Alex Lucchesi, 52enne, che ha sparato al genero Gregory Malacarne davanti ad un bar, ha chiesto di essere sentito dal PM per spiegare il gesto che lo ha poi portato in carcere. Mi umiliava con tutta la famiglia, mi provocava quotidianamente. Così Alex Lucchesi, il 52enne che ha sparato un colpo di pistola alla schiena del genero, si è giustificato davanti al magistrato. L'uomo è in carcere a Venezia per tentato omicidio. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ora è tornato in cella ed ha voluto parlare con il pubblico ministero Giulio Caprarora, raccontando la sua verità. Tra il genero e Lucchesi da tempo c'erano dissapori. La sera prima del fatto di sangue, tra i due c'era stato una brutta lite. Quella sera mio genero mi ha picchiato, ero esasperato. Ha ammesso che il 24 febbraio si è recato al bar nel cuore di Chiarano armato di una pistola. Dovevamo incontrarci per parlare e chiarire, ha continuato. Poi, quando è arrivato e lo ha visto, ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco. Ha ammesso sostanzialmente tutto Lucchesi, che dopo aver colpito il genero è scappato. Una fuga durata poco. Prima aveva consegnato l'arma alla fidanzata del figlio, che era stata fermata mentre si trovava in auto e per questo arrestata. Poi aveva girovagato sempre nel veneziano. Aveva preso un treno per Mestre, sua città natale, poi era andato a Ceggia per chiedere aiuto alla figlia più giovane, che però non gli aveva neppure risposto al campanello. Poco dopo l'uomo, ricercato dai carabinieri, è stato rintracciato ed arrestato. Il difensore del 52enne, l'avvocato Giorgio Pietramala, ha già chiesto gli arresti domiciliari, soprattutto per le sue condizioni fisiche. Nell'interrogatorio con il magistrato ha anche spiegato della lite del giorno prima. A casa del genero erano state trovate a terra dei bossoli e di questo però ha sempre sostenuto di non saperne nulla, che in quell'occasione non è esploso nessun colpo, ma che era stato il genero a mettergli le mani addosso fino alla mattina del giorno dopo, quando Lucchesi è arrivato davanti al bar e senza dire una parola gli ha sparato. Ci spostiamo nel veneziano adesso perché torniamo sul caso del bambino che ha ingoiato graffette metalliche mangiando un panino al cioccolato acquistato in un supermercato di Spinea. La mamma, preoccupata perché ora il figlio ha paura di ingerire il cibo. Stamattina non ho voluto neanche mangiare perché dice che dentro alle cose ci può trovare delle graffette. Cioè, adesso ha questo, io cerco di calmarlo eccetera, però questo, e anche gli altri bambini, sono bambini grandi ma ancora molto piccoli, quindi capiscono tutto quello che accade ma non riescono a ragionarci, quindi
ripeto, io non so, adesso a pranzo oggi è andato all'asilo, ma stamattina non ha toccato cibo. Tanta è la paura di trovarsi nuovamente con delle graffette metalliche nella pancia solo per aver mangiato un semplice panino al cioccolato con gli amichetti per merenda. Vedere il proprio figlio di 5 anni così spaventato fa arrabbiare ancora di più la mamma, che ha voluto denunciare pubblicamente, oltre che ai NAS, quello che è accaduto dopo aver acquistato i panini in un supermercato di Spinea. Li aveva serviti al figlio e agli amichetti per merenda e solo dopo cena, quando anche lei ne ha mangiato un pezzetto, l'angosciante scoperta. Poi la corsa all'ospedale per i controlli del caso, che fortunatamente non hanno rivelato lesioni, forse anche perché il piccolo era riuscito ad espellere il corpo estraneo attraverso le feci. Ma la donna non ha intenzione di lasciar perdere. È stata mandata una lettera di diffida sia al supermercato che al supermercato e dal nostro avvocato, perché adesso ci stiamo appoggiando a uno studio legale. Chi ha sbagliato deve pagare, non è il risarcimento in sé, ma è proprio una questione di principio, perché nessuna delle famiglie coinvolte vuole attaccarsi al denaro per una questione così delicata. Nel frattempo il supermercato ha precauzionalmente ritirato il lotto di panini incriminato nei vari punti vendita e ha contattato la mamma. Il supermercato mi ha chiamato invitandomi urgentemente a portare i panini con le graffette in sede, perché le avrebbero dovute analizzare. Io non l'ho fatto, gli ho detto di sì, ma poi non l'ho fatto, e questa mattina i NAS, a cui ho riportato questa richiesta, mi hanno detto che assolutamente non si dovevano permettere di chiedere una cosa del genere. I NAS, dopo essere stati nel supermercato, hanno ritirato alcuni prodotti del lotto incriminato per analizzarli. Si tratta di panini che arrivano nei punti vendita surgelati all'origine dal panificio industriale di produzione che si trova in provincia di Forlì. Una volta giunti a destinazione vengono scongelati solamente la mattina presto dall'addetto al settore del pane, che li confeziona e poi etichetta, senza però utilizzare graffette. In questo caso non sono state riscontrate anomalie. Il problema dunque sarebbe all'origine, motivo per cui verranno effettuati i dovuti controlli anche nel panificio di produzione e una volta ottenuti gli esiti delle analisi, ci vorrà circa una settimana, si valuterà ogni responsabilità. Parliamo ora di truffe, siamo a Campodarsego, dove una 78enne, un'anziana vittima, è stata truffata e si è lasciata convincere a consegnare 5.000 euro. Questa volta il truffatore è stato arrestato a solo 16 anni. Truffe agli anziani, protagonista in negativo stavolta. È un ragazzino di soli 16 anni che è stato arrestato dalla polizia per essere riuscito a farsi consegnare 5.000 euro in contanti da una 78enne di Campodarsego, soldi per fortuna recuperati e riconsegnati alla donna. Il giovane aveva telefonato fingendo di essere un maresciallo dei carabinieri e che il figlio dell'anziana aveva causato un incidente con un ferito grave. Per liberare il figlio servivano 5.000 euro e la donna aveva confermato di averli con sé. Così, fingendo di essere un collega del maresciallo, il 16enne si è presentato a casa della 78enne ritirando i contanti. Quindi la corsa in stazione a Padova per allontanarsi dalla città. Gli agenti della Polfer però notano il ragazzo che alla biglietteria automatica salta la coda, estrae un pacchetto consistente di contanti e acquista un biglietto per Napoli utilizzando un nome falso. E così, accompagnato in questura, emerge la verità e un precedente per ricettazione di un telefono cellulare. Gli investigatori trovano conferme nelle immagini delle telecamere di Campodarsego e così il giovane viene arrestato per estorsione in flagranza, messo a disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia e trasferito dai poliziotti della squadra mobile all'Istituto Penale per minorenni Santa Bona di Treviso. All'anziana vittima, che ha ringraziato la polizia, sono stati così restituiti i 5.000 euro. E ancora a truffe, dal padovano ci spostiamo al trevigiano. Non si dà pace. Maria Rosaria Santoro, la donna appunto trevigiana, è rimasta vittima di 2 finti tecnici del gas. Sono stati rubati gioielli e orologi per 20.000 euro. Non apro neanche se vedo la polizia che mi mostra il tesserino, pensi un po'. Quindi mi hanno abbindolata bene. Io non apro, sono attentissima, guardi, ma molto attenta. Non mi fido di nessuno, neanche quasi di me stessa. Per cui vuol dire che proprio non lo so.
Non riesce a capacitarsi di quanto successo Maria Rosaria Santoro, vittima di un vero e proprio raggiro messo in scena da 2 finti tecnici del gas entrati in azione in un condominio a ridosso della Feltrina alle porte di Treviso. La signora incontra la coppia di delinquenti fuori dalla porta di casa, indossano giubbe gialle, parlano un italiano corretto. Io stavo aprendo, uno me lo sono trovato alle spalle, l'altro è arrivato in un secondo tempo, il complice. E che cosa le hanno detto? Niente, che doveva controllare anche lui i termosifoni. Che c'era una perdita? Che c'era una perdita sotto e che se no saltava tutto. Difatti quando ho visto l'acqua per terra un termosifone ho detto: ma cosa succede? E dice: ha visto che è scoppiato uno. I 2 fanno finta di controllare ogni angolo dell'appartamento con una sorta di laser alla ricerca di altre perdite d'acqua. Dicono che lo strumento non funziona perché la donna ha addosso troppi metalli, da qui la richiesta di metterli sigillati in una busta. Alla fine però, perché prima me l'hanno fatto credere, andavano in giro a controllare, apre il rubinetto, l'acqua calda, l'acqua fredda. Sì, non è che all'inizio mi hanno detto metta la roba in busta. E quando è che gliel'hanno detto? Alla fine, dopo 15-20 minuti, c'erano bracciali, anelli, orologio d'oro, collana, orecchini. Ci sono quindi i ricordi di una vita, tra cui la fede della madre. Di quanto parliamo? Di tanto. Comprarli nuovi sicuramente 20.000 euro. Quando la busta le viene strappata di mano, tutto è chiaro nella sua gravità, ma è troppo tardi. Li ho rincorsi, non si sa neanche da che parte siano scappati. Quindi lei li ha rincorsi giù per le scale? Sì, spariti, tutti e 2. Spariti. Le urla mettono in allarme l'intero condominio. Io ho solo sentito la signora che urlava per le scale, aiuto, e sono uscito fuori dal mio appartamento, ma i ragazzi presunti, secondo la signora, sono scappati. Io non ho fatto in tempo a vedere. Visto questo qui, tra Monigo e San Liberale, sono 2 quartieri, diciamo, codice rosso vogliamo chiamiamolo come vogliamo, che tra stranieri, extracomunitari, gente poco raccomandabile, cioè a volte invivibile. L'episodio è stato denunciato alla polizia. Maria Rosaria non si dà pace. È un attimo, no? Perché poi sono molto incalzanti, insistenti, non ti danno neanche il tempo di rendertene conto, no? Sono preparatissimi per quello. Lei adesso come sta, signora? È riuscita a dormire qualcosa? Come devo stare? Devo rassegnarmi perché sennò non voglio neanche pensarci, purtroppo. Siamo a Nanto, assalto alla ditta Orafa, sequestrata la pistola con cui sono stati messi in fuga i banditi. Zancan senza arma ora teme vendetta. È questo che si è trovato davanti Robertino Zancan, l'imprenditore che ha subito un assalto nella sua ditta nella notte tra martedì e mercoledì, tuttora alle prese con la conta dei danni che secondo una prima stima ammontano a migliaia di euro. Banditi messi in fuga che non sono riusciti a portare via nulla. Un comando che secondo le ricostruzioni sarebbe composto da una decina di persone che in piena notte ha fatto irruzione entrando dalla pista ciclabile che fiancheggia la Zancan Gioielli di Nanto, tagliando le inferriate con la fiamma ossidrica, e ha usato l'auto dell'azienda come ariete per sfondare la porta del garage per poi entrare all'interno colpendo la porta blindata. Per metterli in fuga, l'imprenditore, arrivato nella sua azienda Orafa in una manciata di secondi dopo che era scattato l'allarme, ha raccontato di aver esploso dei colpi con la sua arma da fuoco per intimidirli, arma che è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che stanno procedendo con le indagini e stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, raccogliendo ogni elemento utile per risalire i responsabili. Perseguitava da mesi la fidanzata quindicenne arrivando a picchiare lei e la madre. La polizia di Padova ha arrestato un 19enne di origine tunisina. Picchiato e minacciato in un bar dove con la mamma aggredita a sua volta aveva provato a mettere la parola fine su una storia tossica. Ha solo 15 anni la mamma 35, la ragazza padovana che da mesi era perseguitata e molestata dall'ex, un 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio e responsabile anche di un'aggressione con un coltello a un connazionale. Da mesi il 19enne teneva in scacco
attacco alla ragazza con minacce, telefonate quotidiane, messaggi continui, giorno e notte che lasciavano poco all'immaginazione. Se mi lasci, fai una brutta fine. Lunedì scorso, in un bar di Mortise, lei con la mamma gli aveva spiegato che voleva lasciarlo. La reazione del 19enne era stata immediata, prima una tirata di capelli, poi un pugno alla quindicenne, schiaffi e pugni al volto, anche alla mamma intervenuta per difenderla. Le donne erano scappate a casa del padre della quindicenne, qui il 19enne le aveva raggiunte arrampicandosi su una grondaia per fuggire solo all'arrivo della polizia. Portato in ospedale, la quindicenne, i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con 10 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la madre per botte e contusioni. Non domito, il giorno dopo il 19enne si era presentato a casa della nonna, da dove è partita una nuova chiamata al 113. Arrivati nei pressi, gli agenti della volante hanno rintracciato il giovane in flagranza di ferita con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato convalidato. Per il 19enne il questore ha disposto il collocamento presso il centro per il rimpatrio di Milano in attesa dell'allontanamento definitivo dall'Italia. Siamo ora arrivati alla pubblicità, dopo qualche secondo di pausa torneremo a parlare, come anticipato in apertura della nostra prima edizione, di dazi e degli effetti che questi stanno avendo sul nostro territorio. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione. Prima di aprire il grosso capitolo sui dazi, vedo collegato con noi il nostro Lucio Zanato dalla libreria di Villorba, perché a 5 anni dalla sua scomparsa è stato presentato un libro in memoria di Bepi Covre. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Siamo qui per parlare dei 5 anni della scomparsa di Bepi Covre, che a Treviso, ma non solo, in tutto il Veneto e anche in tutta Italia, rappresenta, diciamo così, un po' l'eretico della Lega, che però ha saputo essere imprenditore, ha saputo essere sindaco, parlamentare e anche politico. A 5 anni di distanza, qui oggi è terminata da pochissimo questo ricordo, qui alla libreria Lovat, a 5 anni di distanza sono più che mai attuali i temi che lui ha trattato nel libro che tra l'altro abbiamo rivisto assieme, pubblicato diverso tempo fa, con prefazione di Giorgio Lago, tanto per intenderci chi era che ha firmato. Sono con Simonetta Rubinato che ha organizzato la giornata e visto che accenni ai dazi, bisogna dire che Bepi Covre ragionava sul termine dei dazi. Gianangelo Bellati, uno dei redattori, ha detto i dazi comunque dimostrano come dire, un problema a chi li mette, cioè le aziende sono meno competitive, quindi lo Stato deve mettere i dazi. Quindi Bepi Covre aveva visto giusto anche sotto il tema dei dazi e la risposta economica che noi possiamo dare come Veneto. Lui parlava dei dazi in realtà in quel periodo in cui arrivavano i prodotti dalla Cina, no? Quella deregulation che faceva male al nostro territorio, la delocalizzazione. In realtà lui scrive nel libro che era una sua proposta provocatoria, perché poi i dazi bisogna stare attenti a come si usano. Possono avere qualche risvolto positivo, ma poi alla fine possono essere anche penalizzanti. Sicuramente lo sono per i consumatori. Ecco, parlando invece di Bepi Covre, diciamo regionalista, federalista, oggi con quello che sta succedendo, secondo me qualche come dire, alzata dalla sedia e qualche parola in più lo direbbe. Altro che, lui è stato eretico perché non ha mai creduto alla secessione di Bossi. E ha anche votato il referendum costituzionale di Renzi perché vedeva un avanzamento verso anche le risposte al suo territorio. Io vorrei ricordare che lui votò sì al referendum di Renzi non per disobbedire alla Lega, ma perché vedeva una semplificazione dell'architettura istituzionale del Paese, col Senato che diventava il luogo della rappresentanza dei territori, dei sindaci, delle regioni, e che quindi avrebbe controllato anche i poteri centrali un po' di più, e perché quella riforma metteva anche 2 giudici della Corte Costituzionale, cosa non da poco, perché vediamo quanto è importante il ruolo della Corte Costituzionale, eletti dal Senato delle Regioni e delle autonomie. Quindi lui mi disse, tanto se fa un passo in avanti e dopo se qualcosa da aggiustare o aggiustiamo, e io aggiunsi, certo, e subito dopo, anche se c'è un po' di ricentralizzazione, resta il 116 terzo comma, cioè il nostro Veneto che sa fare può chiedere maggiori spazi di autonomia rispetto ad altre regioni che invece hanno bisogno ancora del supporto dello Stato. Però oggi le cose stanno cambiando, ad esempio lei prima ha detto attenzione a quello che sta succedendo adesso in Senato per quanto riguarda le elezioni dei sindaci. Sì, perché il sistema, come dire, di riforme, allora, Bepi ha vissuto un periodo di riforme straordinario questo Paese, straordinario perché poi non ce ne sono più state, riforma del titolo quinto, le riforme Bassanini e l'elezione diretta dei sindaci.
e interpretò benissimo questo ruolo. Che cos'è l'elezione diretta dei sindaci? È scegliersi il sindaco. Ma come? Nei comuni sopra i 15.000 abitanti al cittadino la legge elettorale attuale, io dico sempre, dà 2 colpi in canna. Con il primo colpo scegli tra tutte le liste i candidati sindaco quello che anche politicamente insomma, ti è più vicino. Dopodiché, se quello non supera il 50% quel candidato, tutti i cittadini hanno la possibilità di tornare al secondo turno a votare quello tra i 2 arrivati primi, quello che sentono più vicino, e quindi il cittadino ha il secondo colpo in canna se lo vuole usare, che significa che il sindaco è più rappresentativo dei cittadini e che i cittadini hanno più potere nel votarlo. Al Senato invece si sta discutendo oggi, non paghi a livello centrale i partiti di avere le liste bloccate per il Parlamento, quindi Covre non so cosa direbbe oggi perché lui è stato eletto nel collegio di Oderzo, quindi scelto dai cittadini, non paghi di avere le liste elettorali bloccate. Adesso vorrebbero fare in modo che se un candidato sindaco raggiunge il 40% nei comuni sopra i 15.000 abitanti, basta per essere eletto, non serve più arrivare al 50%. Se andiamo avanti così, togliamo i colpi in canna ai cittadini per eleggere chi li rappresenta e soprattutto disincentiviamo ancora di più la partecipazione, questa è la realtà. Mentre mi aspetterei da tutti i partiti una riflessione sul perché la gente non va più a votare. Io capisco che per chi è a capo di un partito che vada a votare l'80% dei cittadini o il 30%, sempre quelli sono i posti da dividere, se arrivi primo te li becchi. Ma il punto è che una democrazia sana, se non ha cittadini che partecipano alla vita politica, alla fine paghiamo tutti un prezzo, perché spartirsi il potere non è democrazia. La democrazia, chi è eletto in una democrazia sana, sa che il potere, come sapeva bene Beppi Covri, va usato non per tenere soggiogati i cittadini, ma per rispondere ai loro bisogni e quindi stare con l'orecchio sul territorio. In effetti lei ha detto, e poi ridiamo la linea, che Beppi Covri portava avanti da sindaco, da parlamentare e anche da politico l'idea che hanno i veneti, cioè non c'è un no, bisogna sempre trovare una soluzione al bisogno dei cittadini. Sì, noi ci attrezziamo in Veneto, ma non la politica solo, i sindaci, ma il volontariato, ma le associazioni. Lui riuscì a costruire, il sabato e la domenica fece costruire una casa per disabili a Oderzo dagli alpini, quindi noi veneti ci tiriamo sulle maniche e a prescindere dalle leggi che ci piovono da Roma o anche a volte dalla regione stessa, che è un po' centralista, lo è pure lei, ci troviamo le soluzioni ai problemi. Il punto però è che è faticoso perché siamo ingabbiati da un casino di norme e di burocrazia. Allora sarebbe bello avere delle riforme che permettano a territori così vivi di autogovernarsi con un notevole risparmio. Chiudo con l'esempio delle scuole che in questo momento sono ciò di cui mi occupo, gli asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie del Veneto associate alla FISMA, di cui sono presidente, che fanno risparmiare $500 miliardi allo Stato italiano, ma in realtà è un disinvestimento rispetto alle nostre famiglie, non è un vero risparmio. Si sono costruiti le scuole prima, hanno risposto al bisogno delle famiglie prima le comunità, e lo Stato, quando ha fatto la scuola materna, se le hai trovate già costruite, ancora oggi vive di rendita rispetto a questo. Qual è il problema però? Che trasferisce meno fondi in territorio di quelli che paghiamo con le imposte e le nostre famiglie, per avere il nido piuttosto che la scuola dell'infanzia non statale, quindi paritaria, devono pagare le tasse per un servizio pubblico che viene erogato ad altri e poi pagare la retta per il servizio pubblico che devono avere i loro figli. Allora il Veneto è questa roba qui, è la sussidiarietà. Va benissimo perché noi i problemi li vogliamo risolvere e dare le risposte, però ecco il tema che bisogna affrontare, che affronta anche nel suo libro Beppi, rileggiamolo perché è un bellissimo libro. Io sono un veneto, riletto dopo 20 anni, dice tante cose di questo paese, e il tema è quello di una giustizia fiscale che lui già poneva, e cioè che in base a ciò che paghiamo i contribuenti devono ricevere una parità di livelli essenziali di servizi. Non è un problema solo del sud, è un problema anche del Veneto tra le regioni del nord, tra l'altro una regione che sta tra 3 autonomie speciali che godono ovviamente di risorse fiscali molto più importanti, ma vorrei dire che nella classifica della Ragioneria dello Stato il Veneto viene addirittura dopo spesa pro capite per la scuola delle regioni del sud. Quindi facciamoci una domanda: il federalismo è urgente, il federalismo fiscale è straurgente, un autogoverno serio è straurgente. Abbiamo votato nel 2017 un referendum e lì ero io l'eretica. Adesso secondo lei come va a finire? Come va a finire?
che questo percorso qui è un percorso forse per fare i livelli essenziali, forse, ma non è neanche detto, è talmente complicato, complesso e farraginoso il meccanismo che secondo me i centralisti hanno già tirato un sospiro di sollievo perché la questione non si muoverà. Secondo me il Veneto deve scartare e provare un'altra strada, che è la strada di una richiesta di autonomia su alcuni temi specifici del Veneto, dimostrando conti alla mano che in quei settori noi siamo in credito con lo Stato da molto tempo. Per esempio, non parliamo di istruzione, parliamo e partiamo dal sistema integrato 0-6 anni, dove il Veneto e le famiglie del Veneto sono penalizzate. Oggi stanno coprendo di denaro le regioni del sud con i fondi per recuperare con la perequazione. Benissimo. Sono coperte, insomma, sono finanziate bene ed è giusto le regioni del centro che hanno già molti posti pubblici. Il Lombardo-Veneto da questo punto di vista è assolutamente trattato in modo ingiusto. Quindi andiamo a parlare dei problemi, come ci insegna Bepi Covri, concreti, e parliamo delle cose pratiche anziché dello scibile umano. Grazie a Simonetta Rubinato, a te la linea. Grazie Lucio, insomma tantissimi spunti che ci ha offerto e su cui torneremo anche durante il corso della nostra edizione del telegiornale di questa sera. Apriamo quindi il capitolo dei dazi, lo avete ormai capito, l'abbiamo anticipato, il comparto agroalimentare veneto è a rischio, a partirne gli effetti soprattutto i vini del Trevigiano. Sui dazi è intervenuto anche il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman. Le colline del Prosecco, con il loro vino stimato in tutto il mondo, sono le vittime principali dei dazi voluti da Donald Trump. È la provincia di Treviso, con 355 milioni di euro, costituiti soprattutto dalla produzione vinicola, la provincia veneta più esposta alle misure economiche del presidente americano, secondo i dati elaborati dalla CIA Agricoltori Italiani. L'agroalimentare della Marca rappresenta il 19% del totale dell'export verso gli Stati Uniti ed è il più alto in termini assoluti tra le province del Veneto. Dopo Treviso è la provincia di Verona, spinta anche lei dalla produzione vitivinicola, a perdere. Seguono Venezia e Padova. Dazi che stanno facendo tremare le categorie economiche che perfino il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman ha definito crazy, pazzi. Penso che sia un folle, che il nostro presidente sia folle. L'America ha impiegato 90 anni per costruire un sistema di rapporti commerciali internazionali e Trump ha gettato tutto all'aria. Krugman, a Padova per un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, non ha usato mezze parole per definire anche le conseguenze dei dazi. È una politica impopolare, ma noi abbiamo un sistema presidenziale e il comandante in campo ha una libertà quasi illimitata nell'imporre i dazi, quindi se Trump ammettesse l'errore, cosa che lui non fa di solito, questa cosa non cambierà presto. Così ha concluso Krugman, lasciando poche speranze su un possibile cambio di rotta del presidente. Crolla la borsa di Milano, l'economia trevigiana in apprensione dagli artigiani, l'appello diretto al governo per un'iniezione di liquidità nell'immediato. L'attenzione alla Cina, dicono invece gli industriali. L'export trevigiano verso gli Stati Uniti in un anno era cresciuto di quasi 65 milioni di euro. Noi chiediamo in questo momento di aiutare le imprese e non abbandonarle a se stesse, quindi se c'è la necessità di iniezione di liquidità per sostenere le imprese sane, quelle che sono presenti sul mercato e che hanno momenti di difficoltà, questo noi quello che chiediamo al governo. Per una situazione emergenziale servono misure straordinarie. Nel giorno in cui crolla Piazza Affari, un tonfo così non si vedeva dall'11 settembre, l'economia trevigiana lancia un appello forte alla politica e parla espressamente di contributi diretti, anche a fondo perduto. Dopo le mosse di Washington sui dazi, non è il momento dell'austerity. Anche la Germania negli ultimi tempi sta generando deficit senza preoccuparsi molto del mercato comune europeo. Questa è un'emergenza molto grave. Treviso è la seconda provincia veneta per export verso gli USA. Nel 2024 il record con 1 miliardo e 343 milioni di euro, circa 65 milioni in più rispetto all'anno precedente, e non è solo il fattore Prosecco, anzi se si guarda all'agroalimentare. Ma anche altri prodotti alimentari
anche la pasta per quanto ci riguarda è un prodotto importante per noi. Alla voce degli artigiani si alterna quella degli industriali, con Paola Carron che dice chiaramente come il sistema paese non possa permettersi uno scontro commerciale, legno, arredo, moda, calzature i comparti più esposti, ma nei giorni in cui si guarda la Casa Bianca, da Confindustria a Veneto Est, l'invito a non dimenticarsi della Cina che di queste tensioni potrebbe approfittare ulteriormente per rafforzarsi. Liberare investimenti e snellire la burocrazia, fa intendere Carron, è la prima mossa per non soccombere nel breve e medio periodo. E insomma, lo avete capito, lo stiamo capendo anche guardando le borse di questi giorni, che i dazi continuano a far discutere e a muovere ovviamente i mercati azionari. Alessandro Trentin di Confimindustria analizza la situazione dell'export nella provincia di Vicenza. Economia ai tempi dei dazi. Vicenza è la locomotiva dell'export del nord-est, da sola vale oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, il 30% di tutto il Veneto. E molte aziende vicentine stanno lavorando a ritmi alti anche in questi giorni. Io sto sentendo tanti amici imprenditori, anche attraverso l'associazione, in realtà in questi primi 3 mesi, poi non sappiamo se cambierà, non ci sono mai stati così tanti ordini in portafoglio delle nostre aziende. Le ricadute dei dazi però sono il grande tema. Certo, se i dazi sono sbagliati, allora lo sono sempre, quando li impone Trump, ma anche quando per ritorsione li introduce l'Unione Europea. E questo perché, attenzione, se i dazi statunitensi verranno pagati dai cittadini americani che acquistano i prodotti extra USA, specularmente quelli minacciati da Bruxelles verranno pagati dai cittadini europei. Insomma, rischia di innescarsi un circolo vizioso che ricadrà, come al solito, sui cittadini, ma anche sui mercati, visto che gli americani sono grandi acquirenti dei prodotti made in Italy, molto più di quanto avvenga al contrario. In una guerra dei dazi i cittadini pagherebbero sempre di più, aumenterebbe l'inflazione e salirebbero i tassi di interesse. Insomma, se i dazi americani sono un errore, quelli europei sarebbero un secondo errore. Invece, alcune aziende, per ovviare ai dazi, potrebbero aprire negli Stati Uniti. Ma io credo di sì che sia un'opzione. Molte aziende vicentine hanno già sedi negli Stati Uniti, magari commerciali, e potranno cominciare anche a acquisire per esempio aziende piccole o medio-grandi negli Stati Uniti per essere presenti con una stabile organizzazione in America. E se invece i dazi fossero un sistema negoziale con cui Trump punta a ottenere qualche risultato? Beh, in effetti, di fronte alla minaccia di una guerra commerciale, le strade sono due: o una recrudescenza che porta a uno scontro che non conviene a nessuno, oppure una distensione. Tutti che abbassano le armi, quindi i dazi, per iniziare un'epoca di mercati più aperti e liberi tra Europa e Stati Uniti. E così, da una crisi, potrebbe nascere un'opportunità. Non ci si può, fregiare del titolo liberale quando poi si mettono i dazi. Questo è evidente che è un momento, deve essere un momento temporaneo per raggiungere determinati obiettivi di finanza pubblica. L'auspicio è quello che le parti, anziché mostrare i muscoli e il petto, vadano veramente attorno a un tavolo e si ritornino ad essere amici per raggiungere quella prosperità di cui eravamo abituati. Insomma, grande timore per il futuro non solo della nostra regione, del nostro paese, ma anche della stessa Europa, e a dirlo è proprio la CGIA di Mestre. C'è molta preoccupazione, paura, incertezza nel futuro, sfiducia evidentemente, perché il rischio è che queste guerre protezionistiche possano in qualche modo far crollare il commercio mondiale. Quindi per una regione come la nostra, che ha una grande vocazione all'export, questo può costituire un grossissimo problema. Penso ad esempio per quanto riguarda il settore dell'automotive, quindi la componentistica, l'agroalimentare, il tessile abbigliamento, la farmaceutica, sono i settori che rischiano maggiormente gli effetti negativi di queste misure. Dopo le dichiarazioni di Trump sull'imposizione dei dazi, anche in Veneto aumentano le preoccupazioni. Evidentemente, il rimbalzo post-Covid si è esaurito. Speravamo in un 2025 sicuramente di crescita e di stabilizzazione della crescita soprattutto, invece c'è il pericolo e il forte rischio che questi dazi possano compromettere economicamente il futuro del Paese, ma in generale dell'intera Europa.
In questo scenario di preoccupazione e incertezza anche i costruttori edili hanno dei timori. I dazi creeranno, speriamo di no, ma problemi a tutto tondo, per cui sui materiali, sulle energie, sul approvvigionamento, su quella che sarà la produzione nazionale. Speriamo in edilizia siano meno pesanti, insomma. Se nel 2025 per l'edilizia i numeri sono buoni, non sembra essere altrettanto per il 2026. Il problema si presenta nel 2026, dove sembra ci sia una flessione del 5,8%, è un dato preoccupante, ma siamo fiduciosi che qualcosa intervenga. La casa green con interventi di riqualificazione, dove teoricamente non ci saranno più i bonus, ma dovrebbero esserci altre fonti di finanziamento. E fresco di nomina a direttore di Confesercenti Veneto Centro anche l'ex sindaco ed ex europarlamentare Zanonato, che ha commentato i dazi di Trump individuando i settori della nostra economia che saranno i più colpiti. Noi avremo sicuramente dei danni in alcuni campi importanti della nostra attività produttiva. Siamo un paese che produce e esporta, no? E quindi sicuramente nella meccanica, perché abbiamo una grossa attività manifatturiera, sicuramente nel campo della moda e dell'abbigliamento, perché abbiamo dei brand formidabili, e poi c'è tutto il food, vino e cibo, dove siamo una realtà importante a livello mondiale, perché il cibo italiano è riconosciuto come il miglior cibo del mondo, insomma, insieme a forse ai francesi, e il vino è un vino di grandissima qualità e molto buono, quindi avremo sicuramente un danno. Non so per quanto possa però durare questa cosa, perché in realtà alla fine succederà che gli americani, per avere quello che siamo in grado di fare noi, dovranno pagare di più. Questo succede e quindi si ridurrà la nostra capacità produttiva a seguito di una riduzione di domanda, ma poi alla fine saranno gli americani a dover... E noi cosa possiamo ottenere dagli americani? Praticamente non producono grandi cose che ci interessano, se non aspetti di energia, aspetti per certi versi di tecnologia e di elettronica, e sono convinto che alla fine si renderanno conto che si stanno dando, come dire, la zappa sui piedi. Parliamo ora di politica. La proroga del voto alla primavera del 2026, a chiederla a sorpresa è anche Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, e lo ha fatto proprio durante la nostra trasmissione a Ring. È forse tardi per organizzare un'alternativa di centrosinistra come la vedrei io, come la programmerei io, che è una cosa diversa. E quindi si auspica che si spostino le elezioni al 2026 o cosa? Ma guardi, io penso che se si spostano le elezioni al 2026 questo darebbe più tempo alla coalizione di centrosinistra per definire un candidato e dare al candidato l'opportunità di fare esattamente quello che ho detto. Qui c'è da visitare centinaia di posti. Serve tempo, più tempo, per programmare elezioni che siano almeno contendibili. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Andrea Crisanti va ancora una volta controcorrente rispetto alla linea del Partito Democratico, che più volte in queste settimane ha bocciato l'idea di una proroga del voto regionale dall'autunno di quest'anno alla primavera del 2026, ipotesi messa sul tavolo dallo stesso Luca Zaia e di fatto supportata dal ministro all'interno Piantedosi in una recente visita proprio a Palazzo Balbi, dimostrazione pratica di eterogenesi dei fini applicata all'ambito politico. Mancano 3 mesi a giugno, ancora stiamo tutti in attesa della sentenza per De Luca, ci sta poi a luglio e agosto, non si combina niente, ma lei pensa che settembre-ottobre è un tempo sufficiente per fare questa azione? Io penso di no. Cioè, a me le elezioni mi piace vincerle. Già vincerle, perché Crisanti torna a dichiararsi disponibile per guidare un'eventuale coalizione di centrosinistra che punti su sanità pubblica, lotta al consumo di suolo, politiche sociali, e questo mentre il tempo scorre. Penso che per vincere c'è bisogno di più tempo, perché stiamo in salita. Allora, se poi vogliamo fare una campagna di limitazione danni, questo è un altro discorso. Ma se si può vincere, a mio avviso, se le elezioni vengono rimandate è meglio. E infatti proprio il Veneto chiede al Consiglio di Stato se si può votare nel 2026, è notizia delle scorse ore. La politica quindi e le regionali. Da Padova Carlo Calenda lancia invece l'asse dei moderati e si rivolge alla Liga Veneta, e questo nelle ore in cui si registra un nuovo caso Zaia. Il governatore non sarà infatti domenica a Firenze per l'incoronazione di Salvini a segretario, ma al Vinitali nessun caso, taglia corto Mario Conte.
La Lega in Veneto è un po' la tradizione del Veneto bianco, quindi credo che tutti insieme dobbiamo cercare di fare un'operazione politica. Ecco, io auspico che Zaia faccia questo passo avanti, che non è un passo indietro, a lavorare alla costruzione di una grande operazione politica di responsabili volenterosi che affrontino quello che sta arrivando, che purtroppo è molto pesante, in modo intelligente, moderato ma intelligente. Non c'è ambiguità nelle parole del leader di Azione Carlo Calenda, che a Padova per la direzione nazionale del partito lancia di fatto l'asse dei moderati e guarda la Lega Liga Veneta. Calenda ricorda che Azione già governa alcuni comuni veneti con i leghisti, poi fa un nome su tutti, quello di Mario Conte, quasi una sorta di investitura in vista delle prossime regionali. Noi abbiamo un buon rapporto anche a Treviso, dove non governiamo con il sindaco, ma con cui abbiamo un buon rapporto, una persona, ripeto, moderata, non estrema. È molto diversa la Lega qui da quella di Salvini, che urla, coi treni che si fermano, dice una cosa un giorno, dice che i dazi vanno bene. Cioè sono proprio cose che secondo me viste da fuori sembrano incompatibili. Ci sarebbero quindi due leghe e Calenda parla quella autenticamente veneta, e questo nelle ore che precedono il congresso federale di Firenze, con Luca Zaia che non sarà presente alla giornata clou di domenica, quando il leader Salvini sarà incoronato, salvo colpi di scena, nuovamente segretario, con la variabile Vannacci dato per vice. Zaia sarà infatti al Vinitali, smorza in retroscena, ma già farlo è una sorta di indizio, lo stesso Mario Conte. E ben fa se sacrifica un momento di confronto interno per stare con coloro che in questo momento cercano dei punti di riferimento credibili, quale è il presidente Zaia. Però siccome sabato mi risulta che sarà presente al congresso, io credo che non ci sia nessun caso Zaia, noi saremo presenti e io in modo particolare sarò presente sabato e domenica a Firenze, ci ricompatteremo, ci confronteremo, se sarà da chiarire alcuni punti li chiariremo, però l'importante è che poi da lunedì mattina si parte con energia nuova e con voglia nuova di servire la comunità, interpretando al meglio quelle che sono le sue esigenze. La cronaca ci riporta nel Trevigiano con il nostro Christian Arboit per il caso della madre e della figlia che si sono spente a 3 giorni di distanza. Il comune di Susegana è in lutto per la morte di Anna Maria Lovatello di 87 anni e della figlia Manuela Camatta di 57. Il nostro Christian Arboit ha raggiunto il figlio della signora Andrea Camatta. Christian, a te, buongiorno di nuovo. Buongiorno Edi, buongiorno a te e ai telespettatori, buongiorno di nuovo. Siamo qui all'interno dell'abitazione di Andrea Camatta, figlio della donna 87enne morta nei giorni scorsi e fratello della 57enne che è morta 3 giorni dopo la mamma. È una storia, che vi vogliamo raccontare, una storia dolorosa ma allo stesso tempo una storia che racconta di un legame profondissimo, quello che c'era tra sua madre, signora Andrea, e sua sorella. Assolutamente sì, una cosa incredibile, praticamente la Manuela era incorporata nel corpo della mamma, inseparabili in tutto e per tutto. Io ho cercato di seguirli il più possibile nei vari sforzi della vita, aiutandole il più possibile, anche preparando anche a mangiare, se c'erano a fare visite, se c'era da portarla su al Germoglio qui a Ponte della Priola dove ci sono gli altri ragazzi. Più bello di così credo che non si possa fare, ecco. Vivevano in simbiosi? Sì, assolutamente sì, proprio era una cosa parallela. Se mia mamma doveva dire ma andiamo via, allora lei ha fatto il segno con la testa, tutta felice, e si andava via tutti insieme, insomma. Allora sua mamma Anna Maria è morta una settimana fa, più o meno, lunedì. Sua sorella 3 giorni dopo. Sì, assolutamente. È morta, mia mamma è morta tra le mie braccia lunedì mattina alle 5:30 e la Manuela è morta in ospedale 3 giorni dopo, praticamente il giovedì. È un dolore sopra il dolore. Più di così non ho altre parole, ecco. Non si può andare avanti. Spero che qualcuno lassù guardi e se mi ha dato questa croce qua spero di portarla avanti bene e basta, tutto qua. Ecco, signora Andrea,
faccio fatica anch'io a trovare le parole. Lei prima mi descriveva sua sorella come una donna comunque serena, nonostante la sua disabilità al 100%. Lei riusciva solo a pronunciare la parola mamma. Sì, riusciva a non proprio pronunciare correttamente la parola mamma, la masticava un po', però diceva mamma, quindi come una bambina piccolina, perché logicamente il suo cervello non era esageratamente sviluppato. Però lei si è resa conto poi della perdita, della perdita della mamma lunedì e da lì si è lasciata andare, mi diceva. Assolutamente sì, perché ha sentito completamente la mancanza della mamma. Anche se sono io il fratello, però mi guardava, mi sorrideva un po', però guardava sempre il telefono se potevo chiamare la mamma, ma gli ho detto che purtroppo la mamma non poteva più tornare indietro dove era ed era lì con il papà. E adesso ho detto, tra di me sono lì insieme, stanno tutti e tre insieme e su questo un po' mi rallegra e mi rilassa un po', perché dopo una settimana che praticamente non dormo con tutti i miei pensieri, e con questo ringrazio tutti e vi abbraccio io. La sua è una forza straordinaria, grazie davvero Andrea. Edi, torneremo su questo racconto questa sera perché appunto è un racconto profondo ed è una testimonianza importante. Con Simone Merlo da Ponte della Priola è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie anche ad Andrea. Insomma, noi con questo qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta. Eccoci in diretta, prima edizione ancora per qualche minuto insieme per parlare di social network e degli effetti che questi hanno a livello neurologico e anche psicologico sul nostro cervello. Lo facciamo insieme. Saluto e ringrazio Angelo Boccato, psicologo del lavoro e dell'Università degli Studi di Padova. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori, grazie. Insomma, Angelo, social che sono sempre più pervasivi nella nostra quotidianità, un numero di ore sempre più crescente e con social intendiamo anche WhatsApp, perché poi fanno parte dei social tutte quelle app che di fatto ci connettono agli altri in maniera virtuale e che generano in qualche modo anche delle notifiche. Insomma, proviamo a introdurre questo ampio tema. I tempi si stanno allungando, adesso la media dalle 4 alle 6 ore, tra l'altro il tutto è anche abbastanza trasversale rispetto sia a genere sia soprattutto ad età, quindi dai 0, diciamo 12 anni fino ai 100 e passani, in realtà il rischio di dipendenza, di iperconnessione è altissimo. Abbiamo uno strumento bello, potente, ma ahimè sempre con noi, e quindi il rischio appunto dell'essere continuamente connessi per andare a cercare notizie, per andare a cercare poi quello che sono tecnicamente le notifiche, come giustamente diceva lei. Questo è un meccanismo che attraverso un neurotrasmettitore, che è quello chiamato dopamina, genera appunto una sorta di rischio di dipendenza, cioè una sorta di premio nel vedere se qualcuno ha pubblicato qualcosa o ancora di più se qualcuno ha messo una notifica, che poi si chiamano appunto like, rispetto a notizie che io ho pubblicato. Ecco, questo è un meccanismo che esiste da quando esiste l'essere umano. L'essere umano è, come sappiamo, un animale sociale, è portato a relazionarsi, nella relazione cerca negli altri appartenenza, accettazione, ma anche una forma di eterostima, quindi sentirsi stimato. Bene, nei social network questo meccanismo, che nella vita reale costa impegno, fatica, sacrificio, anche perché devo gestire situazioni nelle quali magari trovo una forma di rifiuto, ecco, nei social network tutto questo è ovattato, mi passi il termine, perché io che vivo nei social network posso decidere chi accettare, chi non accettare, se c'è un commento negativo lo cancello, e in realtà si crea una forma atavica di fame atavica di cercare continuamente approvazione da parte degli altri. Insomma, questo ci può portare anche a un rischio di dipendenze molto, molto elevato rispetto a tutto il mondo che sta all'interno dei social.
Sì, assolutamente sì. Il numero che le dicevo di media dalle 4 alle 6 ore è già un numero altissimo di tempo di collegamento. Qui il tema è quello del che cosa mi porto a casa dopo 4 o 6 ore di collegamento, qual è l'utilità. E allora io, lungi da me, ma lungi anche rispetto a tutta la comunità scientifica che si occupa, da sociologi, antropologi a neurologi ovviamente rispetto al tema, non è si chiude, non deve esistere, perché sarebbe ovviamente una, se vogliamo, una banalità, è avere la consapevolezza della utilità, del rischio del danno, e quindi si traduce in darsi dei tempi. Allora vi faccio un esempio che potrebbe portare dipendenza. Un buon bicchiere di vino è una cosa bellissima, buonissima e preziosa. 2 litri di vino no. Mezz'ora, un'ora e mezza al giorno nella quale vedo una notifica, pubblico una bella foto e so che mi fa piacere ricevere un like, è più che sufficiente. Il rischio è appunto orientarsi verso un mondo sociale nel quale troppo tempo della nostra vita è dedicato ai social network, ribadisco, che hanno queste caratteristiche rispetto alla relazione tradizionale. Un po' più facile, clicco, cancello, accetto, non accetto. Nella vita relazionale vera devo guardare le persone negli occhi, devo confrontarmi con loro, è impegnativo, però è anche la bellezza dell'essere umano. È quello che stiamo osservando, i vari effetti anche e soprattutto tra i ragazzi giovani, ma non solo, anche penso alla generazione di chi è nato per esempio negli anni 60-70 e che non è nato con la padronanza di questi strumenti, ma che giova molto alle proprie giornate, anche magari in termini di difficoltà, perché soli, perché un intorno sociale poco sviluppato, magari per motivi della vita che ognuno poi sa a modo proprio, insomma, e questa dipendenza rischia di autoalimentarsi in qualche modo, più magari ho un giovamento nello stare nei social, allo stesso modo, proprio in virtù di quello che ha detto, anche rispetto agli effetti che può avere, che non sempre sono positivi, è quasi un cane che si morde la coda. Non so se mi sono spiegato. Esattamente, proprio il rischio di un circolo vizioso. Allora, questo giovamento in realtà è un meccanismo di gioia, di piacere, torno al principio della dopamina, appunto del neurotrasmettitore dopamina, che dice: ah, ecco, qualcuno ha visto, qualcuno ha commentato, qualcuno ha accettato la mia amicizia. Però sono micro compensazioni che in realtà necessitano di essere continuamente alimentate, perché poi sono fini a se stesse, sono fugaci. Voi sappiamo tutti benissimo come si usa il termine scrolla, no? Le notifiche sui vari social network. Ecco, allora qui l'idea è quella, il principio è quello di riuscire a ritornare con una buona numero di ore alla relazione, chiamiamola analogica, rispetto a quella digitale. Ecco, il tema è anche quello che diceva lei giustamente rispetto alle varie generazioni, è trasversale. Il tema è trasversale. Un altro grande rischio che stiamo correndo è quello dei neogenitori, quindi di ragazzi di neonati, anzi, che dai 0 ai 15-16 anni nelle varie fasi evolutive rischiano di vedere, attenzione, i propri genitori spesso collegati al cellulare, ai social network. Qui anche lì si rischia di perdere la relazione nelle varie fasi evolutive delicatissime e importantissime, che partono da un presupposto: il contatto visivo con i bambini. E quindi questi ragazzini rischiano di nascere, di svilupparsi nelle varie fasi evolutive, appunto, con questo esempio di modello: parlo col papà e con la mamma che in realtà è lì che sta guardando il telefonino. Stiamo attenti, non è no ai social network, ma è diamoci dei tempi durante la giornata, come li diamo per tutto. Non mangiamo 20 ore al giorno, mangiamo in 2 o 3 fasi della giornata. La stessa cosa deve valere per i social network. Insomma, è un po' una ventina d'anni più o meno che i social esistono e che di anno in anno si stanno sempre più sviluppando, creando un po' una sovracomunicazione, nel senso che sono nati per facilitare le comunicazioni, adesso stanno quasi creando una comunicazione diversa tra le persone, in termini proprio
anche di scrittura, se si vuole, e modo di comunicare. Lei da psicologo del lavoro immagino che studi questi studi social, insomma queste piattaforme anche dal punto di vista degli effetti che hanno sul lavoro, quindi una mancanza di disconnessione di fatto da quello che può essere il lavoro quotidiano che molte volte si svolge proprio all'interno di questi social. Questo è un tema molto importante. L'iperconnessione che dicevo prima può avere delle ricadute anche da un punto di vista lavorativo, perché è vero che ci sono i social, ma è vero che ci sono le continue notifiche delle mail, di WhatsApp, di quello che sono le comunicazioni di carattere lavorativo. Ecco, anche qui il rischio di burnout, il rischio di iperconnessione proprio legato al fatto che continuativamente penso al lavoro, continuativamente cerco di trovare risposte a situazioni che si creano. Ribadisco, la giornata lavorativa in base alle fasce orarie, in base al tipo di lavoro, non può essere di 16 ore al giorno, perché anche il controllare il telefono se è arrivata una mail, salvo che dall'azienda, dall'impresa dove lavoro mi dicano c'è quella specifica urgenza, e l'idea è di staccare e di fare altre cose. L'iperconnessione appunto è anche legata al contesto lavorativo, stanca, e il risultato non nel lungo termine ma nel breve termine è quello di persone più affaticate e di conseguenza meno innovative, meno coinvolte nel lavoro, e quindi Certo, anche perché di fatto, mi scusi, è anche una questione di saper mettere un po' dei paletti che di fatto non ci hanno quasi istruito a poterli mettere, perché è stato tutto così veloce, l'avvento dei social ha pervaso così tanto le nostre vite da non creare più una distinzione tra vita privata, vita lavorativa e quella pubblica. Lei parlava di consapevolezza, si sta andando nella direzione giusta, le persone sono consapevoli di questo mescolamento, insomma, di diverse vite che si vivono quotidianamente all'interno proprio della stessa giornata. C'è ancora molto da fare, si sta lentamente andando verso questa consapevolezza che però ancora oggi è più normata dal non si deve fare perché è brutto, perché è cattivo. Ribadisco, si possono utilizzare, si devono utilizzare i social perché poi hanno anche l'idea di stimolare anche informazioni, curiosità, confronto, però giustamente come dicevamo prima tutti e due, dandoci dei tempi. Allora questi tipi di principi, questo tipo di cultura legata a questi strumenti deve partire dalla famiglia per poi arrivare alla scuola, per poi arrivare a ragazzi e ragazze che fra di loro si confrontano e parlano di questo. Io giro molto le scuole e chiedo ai ragazzi: ma perché, guardate, che cosa vi portate a casa dopo 2 ore di social network? Un'immagine, una battuta, bene, 2 ore bruciate, buttate via per una piccola cosa. Allora, che parta dalla famiglia, perché l'immagine di un genitore che durante la pizza fuori con i figli guarda il telefonino mentre il ragazzino o ragazzina gli parla, già lì partiamo male. Certo, insomma sono spunti di riflessione su cui volentieri potremmo tornare. Grazie intanto per questa pillola e queste precisazioni, insomma anche per il lavoro che voi anche come psicologi o come ricercatori insomma fate in questo senso, e continueremo insomma a monitorare anche nel nostro quotidiano come gestiamo il nostro tempo nei nostri telefoni e appunto all'interno dei social. Grazie dunque ad Angelo Boccato, psicologo del lavoro, Università degli Studi di Padova. Arrivederci e a presto. Noi torniamo così in diretta, siamo in chiusura, ma vi lascio con una notizia che è arrivata poco fa in redazione. Chiedo gentilmente ad Alessandro Granziera e Tony Paul, che ringrazio, di mostrare il monitor. Eccolo qui, siamo a Romano Dezzelino, parapendio precipita nel giardino di una casa, troppo gravi le ferite, un 86enne è morto sul colpo. Lì in questo momento c'è anche la nostra troupe di Bassano, saremo in grado di darvi notizie più approfondite e aggiornate nei telegiornali della sera. Siamo dunque in chiusura di questa prima edizione, sabato 5 aprile, subito dopo di noi il meteo, poi ovviamente la puntata con agricoltura. Grazie a tutti dell'attenzione e a tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.